Il Far 80 Anemos II, di proprietà di Marco Bono, si è aggiudicato la vittoria nella prima edizione del trofeo Lilt Venezia, una veleggiata che ha visto la partecipazione di oltre una ventina di imbarcazioni. L'evento è stato ideato con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere alla Lega Italiana Lotta ai Tumori di Venezia, per l'acquisto di una nuova auto da destinare al trasporto gratuito dei disabili, nonché di una piccola imbarcazione usata per garantire le cure ai pazienti oncologici che risiedono a Venezia e nelle isole circostanti. La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Venezia, è stata organizzata dallo Yacht Club Venezia, compagnia della vela, di Porto Velico Veneziano e dalla sezione di Venezia della Lega Navale Italiana. L'obiettivo dichiarato dell'evento è quello di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti affetti da neoplasie nella città di Venezia. La veleggiata è iniziata nella serata di sabato 1 luglio presso la sede nautica della Compagnia della Vela sull'isola di San Giorgio, con una cena tra gli equipaggi alla presenza, tra gli altri, del vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello. Dopo un briefing tecnico, la regata è partita puntualmente lungo un percorso costiero al largo del Lido di Venezia. La cerimonia di premiazione si è svolta in serata presso il Marina Sant'Elena, dove sono stati incoronati i vincitori della prima edizione. Il podio assoluto ha visto Anemos II vincere anche nella classe Delta. Tra gli equipaggi in regata è stato presente anche un gruppo di 3 donne, ex pazienti oncologiche, che hanno recentemente completato un corso di vela e hanno partecipato all'evento dopo aver appreso dell'iniziativa. Il presidente della Lilt Venezia, il dottor Carlo Pianon, ha sottolineato l'importanza della promozione della cultura e della prevenzione dell'attività sportiva per il benessere, affermando che la vela è uno sport raccomandabile per mantenere una buona salute. La Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento e ha sottolineato il ruolo dello sport come strumento di promozione della salute, inclusione e solidarietà. Il presidente dello Yacht Club Venezia, Mirko Sguairo, ha espresso la sua soddisfazione per il successo della prima edizione del trofeo e ha auspicato che l'evento possa crescere nel tempo. L'evento ha ricevuto il patrocinio del Comune di Venezia e il supporto di numerosi sponsor e partner, dimostrando l'ampio sostegno e l'interesse della comunità locale nei confronti della causa della Lilt e dell'impegno nel promuovere la prevenzione e l'assistenza ai pazienti oncologici. La prima edizione del trofeo Lilt Venezia è stata un successo, con la partecipazione attiva di velisti veneziani e non solo, che hanno dimostrato il loro impegno nel sostenere le iniziative benefiche e solidali. L'evento ha messo in evidenza il potere dello sport, in particolare della vela, nel promuovere la salute, l'inclusione appunto e la solidarietà. Gli organizzatori e i circoli velici coinvolti si sono dichiarati entusiasti dei risultati ottenuti e sperano che questa prima edizione sia solo l'inizio di molte altre manifestazioni a sostegno della Lilt e delle associazioni che si dedicano all'aiuto delle persone bisognose. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.